Benvenuti tifosi del Napoli. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Grazie. Il PSG ha deciso di cedere Bradley Barcola in questa sessione di mercato estiva a causa della costante pressione del Liverpool, una mossa strategica che i campioni di Francia intendono sfruttare per finalizzare l'acquisto dell'attaccante Yan Diomande. Il club di Anfield ha individuato nel 23enne esterno francese il sostituto ideale per colmare il vuoto lasciato da Mohamed Salah, che ha recentemente lasciato il club inglese a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto. Le trattative tra la capitale francese e il Mersiside si sono accelerate notevolmente nelle ultime 24 ore, con lo stesso Diomande che ha rifiutato offerte dalla Premier League, dando la massima priorità al suo trasferimento al Parco dei Principi. Questo fattore cruciale riduce immediatamente il ruolo dell'attaccante nato a Lione e praticamente ne garantisce il trasferimento nel calcio inglese. Il direttore sportivo Luis Campos ritiene che questo sia il momento opportuno per valorizzare il giovane talento francese, che è negli ultimi 2 anni di contratto con il club parigino. La necessità di rispettare le regole del fair play finanziario e l'imminente arrivo di nuovi giocatori offensivi hanno spinto il club di Ligue 1 ad ammorbidire la sua posizione iniziale e ad accettare di negoziare un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore, a sua volta, accoglie con favore il trasferimento ad Anfield, consapevole di non poter godere del posto da titolare indiscusso di cui ha disperatamente bisogno per consolidare la sua carriera sotto la guida di Luis Enrique. L'attaccante francese arriva da una stagione 2025-2026 eccezionale, che lo ha consacrato come uno dei giocatori più pericolosi e imprevedibili del calcio europeo. Con la maglia del PSG, l'abile esterno ha fatto registrare un notevole bottino personale di 11 gol in 29 partite ufficiali di Ligue 1. Inoltre, il suo contributo collettivo è stato decisivo nel percorso del club francese verso la finale di UEFA Champions League, competizione continentale in cui ha disputato 16 partite. In ambito europeo, il giovane talento ha contribuito con 2 gol e fornito 4 assist importanti ai compagni, nonostante lo staff tecnico del PSG avesse scelto di schierarlo in panchina nella finale continentale. La mancanza di continuità di gioco nelle partite più importanti è la ragione principale per cui il talentuoso 23enne è alla ricerca di un progetto sportivo in cui possa ricoprire un ruolo di leadership. L'interesse della squadra di Arne Slot è diventato una priorità assoluta dopo i tentativi falliti di ingaggiare il giovane talento ivoriano Yan Diomande. Lo staff tecnico di Anfield cerca di colmare il vuoto lasciato dalla partenza della stella egiziana Mohamed Salah, un compito che richiede un giocatore con abilità nel dribbling, fiuto per il gol e potenziale. L'eccezionale prestazione di Bradley Barcola con la Francia durante i mondiali del 2016 ha finalmente convinto gli analisti del club di Premier League. Durante il torneo nordamericano, l'esterno ha segnato contro il Senegal nella fase a gironi e poi ha trovato la rete contro la Svezia agli ottavi di finale, portando la Francia in semifinale. I numeri dell'operazione negli uffici del PSG. Sebbene la cifra finale del trasferimento non sia ancora stata resa pubblica, le valutazioni del mercato europeo suggeriscono che il passaggio di Bradley Barcola potrebbe concludersi per una somma considerevole. Il giocatore, che la scorsa stagione ha disputato solo 21 partite nella Ligue 1 francese con il Paris Saint-Germain, ora sta dando priorità alla sua carriera sportiva e considera il club di Liverpool la destinazione ideale per continuare la sua crescita. L'imminente arrivo di Diomande permetterà al consiglio di amministrazione del club francese di approvare immediatamente la bozza dell'accordo commerciale, entro la fine di luglio. Il PSG si prepara a separarsi da un giocatore chiave dal potenziale innegabile, con la ferma intenzione di costruire un nuovo e letale reparto offensivo in Ligue 1. Pertanto, la partenza di Bradley Barcola permetterà al PSG di finalizzare l'acquisto dei nuovi obiettivi offensivi e di affrontare l'anno con piena fiducia. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Barcola è un buon acquisto per il Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!